Il valore delle cose non è determinato dal tempo che durano, ma dalla intensità con le quali succedono. Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone incomparabili. Campofranco Gemini comincia di buon mattino, sotto una pioggia battente che mette a rischio tutti i preparativi di una settimana di passione. C'è tempo da qui alle 3 del pomeriggio per fare le prove necessarie di slogan, urla, canti e coreografie, ma la squadra del cuore merita questi sacrifici. La squadra del cuore merita un fugace pasto per essere presenti molto prima del fischio d'inizio e provare ancora tutto. Nessuno vuole perdersi lo spettacolo, nemmeno i più piccoli, con i tifosi del Gemini che fanno sentire la loro vicinanza alla squadra. Prima della gara, 2 malati di calcio, in rappresentanza di coloro che da 8 mesi danno tutto se stessi, sfilano abbracciati sotto le tifoserie a mandare un chiaro messaggio di unione nello sport. Un ricordo ai protagonisti della gara di andata, Zerbo, Scillufo, le 2 società, i tifosi. E dopo tanti preliminari, che lo spettacolo abbia inizio. In diretta è quello che sta succedendo sugli spalti, una scenografia mai vista qui a Campofranco, 1400 persone che riempiono tutto lo stadio. Cominciano le vere emozioni, cominciano i gol. Giovanni Monreale è a terra in area del Gemini, rigore. Adesso è il Gemini nell'area del Campofranco. Curella mette dentro il gol del pareggio. Virgola per un attimo di Grosso Monreale. La rete! Parte il tiro! Qualche minuto dopo l'inizio del secondo tempo il Gemini va in vantaggio con l'argentino Tabasso che gela, al di là della temperatura, i campofranchesi. Anche stavolta sembrava fatta per il Gemini, come all'andata, se non fosse stavolta per il terribile piccolo rumeno Kozma, Oliver per gli amici, che sul finire della contesa fa venire giù lo stadio. Finisce la gara, anche stavolta con il pareggio in campo, e comincia la festa con gli atleti ad applaudire i tifosi che ricambiano con scene da brividi, forse mai visti nei campi di calcio della Sicilia. Tutti insieme e dove ognuno potrà dire di esserci stato e aver contribuito a fare vincere lo sport e la civiltà. Quanti erano oggi a Campofranco non importa, 1300, 1400, bambini e ragazzi, uomini e donne, intere famiglie. Una partita di calcio non è solo fare incontrare la gente, non è solo tenere lontani i giovani dalla strada. Una partita di calcio è soprattutto un valore, un luogo di umanità e di dignità. La dignità mostrata dai tifosi del Gemini che hanno visto sfumare una vittoria che avrebbe riaperto il campionato, e l'umanità, quella dei tifosi campofranchesi che, avendo evitato la sconfitta negli ultimi minuti, sono andati accanto agli avversari a cantare insieme a loro. La passione nel partecipare a questi eventi e a tutto quello che gira attorno è un momento della nostra vita, capace di far convergere energie impensabili, forse anche di far compiere qualche passo verso voli più alti. È stata una grande festa e penso che si è visto, oggi gli spalti è stato tutto esaurito e il merito è nostro, ma grazie anche al San Giovanni Gemini ci siamo messi d'accordo per fare una bella coreografia, ci siamo riusciti, peccato per il tempo, ma l'importante oggi non era vincere, ma era che vinceva lo sport e infatti è stato così. Allora, anche oggi una grandissima festa come all'andata. Come sempre sugli spalti vediamo un bellissimo spettacolo sia da parte del Campofranco che da parte del San Giovanni Gemini. L'importante è che si sia svolto tutto con calma, tranquillità e non ci sono stati scontri.